Tutto pronto per questa terza corsa dal Savio, una maiden riservata a soggetti di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri. 1 Athos Gaps, 2 Amleto Capar, 3 Anita Ior SM, 4 Annie dei Daltri, 5 Anastasia Tav, 6 Amos Rab, seconda fila 7 Atlantis Pink, 8 Alcazar de San Juan, 9 Alba Lunare, 10 Antilla Pit, 11 Allure. Favori per Anastasia Tav, Giuseppe Prestipino in sediolo, numero 5 dello schieramento. Nettamente più appoggiata, l'alternativa principale Anita Ior SM, numero 3. Vediamo lo stacco della macchina con l'errore di Anita Ior SM, mentre Anita dei Daltri si lancia in avanti nei confronti di Numero Anastasia 3 Tav, che va Anita subito nella Iur sua scia, parte SM molto bene anche squalificato. Allure, che però rimane Numero all'esterno. 2 Amleto Capar Così sulla squalificato. curva in vantaggio Lorenzo Baldi con Anni dei Daltri, in Numero seconda 1 posizione Athos numero Gaps 5. squalificato. Diverse rotture intanto, anche Athos Gaps. Intanto vediamo i primi 200 in 14,5, rimane all'esterno Allure perché all'interno è partito bene anche, ci sembra, Antilla Pitt. Poi vediamo il resto dei concorrenti con diverse squalifiche già. Sì, in terza posizione dovrebbe essere proprio Antilla Pitt, mentre Allure è all'esterno. Alla corda dovrebbe essere Amos Rab davanti ad Alcazar de San Juan. Intanto i primi 600 se ne vanno in 44,9 con Anni dei Daltri in vantaggio, seconda posizione per Anastasia Tav davanti a Antilla Pitt, all'esterno Allure, poi al largo anche Alcazar de San Juan, mentre in quarta posizione lungo la corda va Amos Rab. 59,8 il passaggio alle 800, andatura sostenuta a chilometro che se ne va in 1,15,3 con Annie dei Daltri in vantaggio su Anastasia Tav. Quindi Antilla Pitt muove dalla quarta posizione Amos Rab in anticipo su Alcazar de San Juan, che deve scurvare, che deve andare molto largo. E siamo ora sulla curva finale con Anastasia Tav che ha spostato, va su Annie dei Daltri e in breve la sopravanza. Avanzano anche Antilla Pitt e Amos Rab, in difficoltà Annie dei Daltri, mentre Anastasia Tav ha preso vantaggio, cerca di inserirsi anche a Alcazar de San Juan, ultimi 150 metri con Anastasia Tav che nel finale allunga per concludere isolati in avanti. La prima vittoria in carriera per Anastasia Tav, secondo posto per Amos Rab, mentre al terzo è Alcazar de San Juan. 1,15,1 per Anastasia Tav. Giuseppe Prestipino, quota di 1,52 al totalizzatore, finalmente è riuscito a vincere la sua prima corsa dopo tante buone corse, tanti secondi posti per questa Anastasia Tav, che Giuseppe Prestipino ha tenuto in scia ad Anni dei Daltri fino alla curva conclusiva, per poi spostarla gradualmente e chiudere la partita in addirittura d'arrivo, vincendo largamente il secondo posto per un ottimo Amos Rab, che sul traguardo emerge avanti ad Alcazar de San Juan, che precede Antilla Pitt e quindi Annie dei Daltri in difficoltà alla distanza.